I lavori dei volontari della Protezione Civile partiti dal Veneto per l'emergenza nelle Marche si è concluso in questi giorni. L'assessore alla Protezione Civile del Veneto Giampaolo Bottacin, che si era recato nelle zone colpite dal catastrofico alluvione Senigallia e Ostra, ha affermato che la colonna mobile della Regione Veneto si è distinta per efficienza e preparazione. Il giorno dopo il sopralluogo della squadra di scouting del 19 settembre scorso, erano state inviate squadre e mezzi, una sessantina di volontari e dipendenti della Regione Veneto in presenza continuativa, alternati nei turni. Il contingente ha operato fino al 2 ottobre scorso, dopo che un graduale rientro ha permesso a molti volontari di tornare. Complessivamente sono scesi nelle Marche 148 volontari veneti provenienti da 49 organizzazioni di volontariato e 3 distretti di protezione civile che hanno effettuato 755 giornate uomo. Un ringraziamento anche al Consorzio Alta Pianura Veneta che ha disposto ulteriori uomini e mezzi. Le operazioni sono state coordinate da 10 funzionari della Direzione della Protezione Civile regionale e da un funzionario della provincia di Belluno che si sono alternati nelle 2 settimane di presenza. Parlando in numeri, complessivamente sono stati impiegati 17 autocarri, 29 autoveicoli per trasporto persone, 14 mezzi con modulo AIB antincendio boschivo, 11 rimorchi, un mezzo radio, un mezzo sala operativa mobile, pale meccaniche, spazzatrici, motopompe, elettropompe, torri faro e generatori elettrici. Tutti gli intervenuti nella gestione dell'emergenza si sono contraddistinti per efficienza, disponibilità e competenza, ha concluso Bottacin, ricevendo numerosi riscontri positivi, tra i quali quelli anche del sindaco di Senigallia, che ha ripetuto più volte i suoi complimenti per il lavoro svolto dai volontari veneti.